Bene, allora io comincerei, siccome l'altra volta mi avevate chiesto, adesso non ricordo chi, per quanto riguardava la marcia su Roma, che cosa era successo nella restante parte della regione. Io avevo detto che c'erano state, quello che si era verificato a Gorizia, cioè l'occupazione dei principali edifici pubblici, si era un po' verificato sia a Udine che a Trieste, ma del resto questi stessi episodi si erano registrati in buona parte delle più importanti città, soprattutto del centro-nord Italia, dove il movimento fascista era il partito fascista era più forte, perché diciamo, la marcia su Roma viene organizzata nei giorni precedenti al convegno di Napoli e quindi praticamente si svolge in due parti, chiamiamola così. Coloro che, le squadre che marciano su Roma materialmente, che quindi si concentrano nella periferia di Roma, e le squadre invece che operano nelle varie città e che hanno appunto il compito di prendere possesso dei principali edifici pubblici, di bloccare il traffico ferroviario e quindi di dimostrare il livello di organizzazione e di forza del partito. Devo anche aggiungere che il giorno prima della marcia su Roma, forse non l'avevo detto l'altra volta, ma aiuta a capire anche alcune cose, si era dimesso il governo Fatta, che voleva far intervenire l'esercito contro i fascisti che marciavano su Roma. E quindi, ecco il fatto che volevo rilevare, in previsione appunto di possibili disordini, i militari erano stati consegnati nelle caserme. Ecco, c'era qualcuno che mi chiedeva il ruolo dei militari, erano stati consegnati in caserma. E quindi gli eventi di cui abbiamo parlato per Gorizia si verificano anche nei principali centri della Venezia Giulia e anche del Friuli. Allora io come sempre cercherò di aiutare un po' la lezione con alcune foto. Questo è Francesco Giunta. Francesco Giunta, ne avevamo già parlato, lui era il capo del partito fascista, del movimento fascista di Trieste, personaggio estremamente influente e importante, perché nel 21 era stato eletto deputato di Trieste, lui era toscano, arrivava dalla Toscana, era stato eletto deputato al Parlamento, era il segretario della Federazione Provinciale Fascista di Trieste e diciamo quello che aveva un po' imposto il modello triestino delle squadre d'azione in tutta Italia. Diventerà anche un personaggio famoso, anche perché diventerà prima segretario nazionale del partito, poi segretario in varie federazioni in giro per l'Italia e addirittura avrà anche la carica di ministro e di addirittura governatore della Dalmazia, quindi un personaggio estremamente importante. Ebbene, lui, è colui che guida l'occupazione degli edifici pubblici a Trieste, quindi nella città di Trieste avviene un po' quello che era successo a Gorizia. E addirittura il giorno precedente alla marcia, quindi il 27 di ottobre, lui partecipa assieme ad alcuni altri esponenti importanti del partito fascista triestino, partecipa in prefettura ad una cena di addio in onore del governatore Antonio Mosconi, che lasciava l'incarico in quanto in quei giorni era stato varato il decreto che sopprimeva diciamo la vecchia struttura amministrativa asburgica e al posto dei commissariati nominava i prefetti, quindi erano stati nominati anche i prefetti. Quindi
avevano fatto questa cena di addio all'ultimo governatore civile della regione, Antonio Mosconi, che se ne andava, e avevano festeggiato, diciamo, il nuovo prefetto entrante che era si chiamava Crispo Moncada. Bene, in pratica Giunta, nelle sue memorie, scriverà poi dopo in seguito, racconterà che proprio nella serata, nel corso di questa cena, lui darà gli ordini, non chiaramente, ma comunque tramite i suoi collaboratori, darà l'ordine di mobilitazione di tutte le squadre della Venezia Giulia, che dovevano appunto concentrarsi nei luoghi indicati per procedere, quindi a Trieste, ma non solo a Trieste per la Venezia Giulia, anche a Pola, a Pisino, a Parenzo, a Gorizia. Naturalmente le stesse cose vedremo verranno fatte anche per Udine. Quindi il 28 di mattina Giunta dice di avere a disposizione circa 3.000 squadristi, procede all'occupazione a Trieste delle poste, della Camera del Lavoro, della redazione del lavoratore, per cui sospendono le pubblicazioni del giornale, e anche della redazione del giornale sloveno Edinost, e prende possesso della prefettura. E quindi però diciamo si accorda con il nuovo prefetto, questo Crispo Moncada, al quale consente di continuare a sbrigare la normale amministrazione, mentre lui di fatto si autonomina praticamente prefetto, e quindi anche diciamo, c'è una specie di passaggio di consegne quasi fra il prefetto nominato dallo Stato e il Giunta che si assume questo incarico. Quindi la dice anche un po' lunga per quanto riguardava un po' diciamo la condiscendenza delle istituzioni preposte all'ordine pubblico. Nella stessa giornata del 28, quindi dopo che i fascisti hanno occupato gli edifici pubblici triestini, viene convocato o giunge in prefettura il generale Sanna, che era praticamente il comandante del corpo d'armata di stanza nella regione. C'è un incontro con i fascisti chiariscono che non vogliono turbare l'ordine pubblico, ma che quella era semplicemente una manifestazione di forza, non avevano intenzione di fare azioni violente, e quindi di fatto diciamo, viene accontentato il generale, che sostanzialmente non interviene con le truppe d'arresto, non aveva nemmeno ordini per poterlo fare. Ecco, qui vedete un'altra foto di Giunta, che qui è a Pirano, perché poi dopo Giunta nell'arco del giorno 28 girerà un po' per tutto quanto, per tutta la regione, diciamo, a verificare quello che stava succedendo, ed è questo personaggio, non so se si vede, che è l'unico praticamente in giacca e cravatta, era diciamo noto anche per il suo gusto nel vestire, assieme appunto i fascisti locali. Quindi questo si svolge, no, scusate un attimo, questo si svolge nella Venezia Giulia. Nella Venezia Giulia inoltre, come dicevo prima, a Pola avviene un po' la stessa cosa. Anche a Pola vengono mobilitati i fascisti, vengono occupati i principali edifici pubblici, come avviene sia a Pisino, come dicevo prima, e anche a Parenzo. A Pirano, per esempio, avviene una cosa un po' diversa, perché una parte dei fascisti di Pirano addirittura requisiscono un piroscafo e si fanno portare a Trieste e parteciperanno a Trieste all'occupazione degli edifici pubblici. Qui siamo invece a Udine, non siamo nei giorni della marcia su Roma, ma nei giorni che precedono la marcia su Roma. Probabilmente non l'avevo fatta vedere questa foto, ma è il giorno in cui, il 20 settembre del 22, giunge Mussolini a Udine, tiene il famoso comizio di cui abbiamo parlato un paio di volte fa,
E appunto qui siamo per chi conosce Udine, sul castello proprio, no? Quindi c'è questa concentrazione di fascisti sul castello. A Udine succede la stessa cosa. A Udine, ecco, il protagonista, diciamo, il comandante delle squadre è Piero Pisenti, che era il segretario della Federazione Fascista di Udine. Anche lui un personaggio che diventerà famoso, di cui abbiamo già un po' parlato, perché verrà nominato pochi giorni dopo la marcia su Roma prefetto di Udine, e quindi con tale carica procederà diciamo, allo scioglimento di molte amministrazioni comunali della nostra provincia. Sarà anche un personaggio importante in seguito, perché sarà ministro. Qui lo vediamo nel 1943, questo personaggio sulla sinistra. Nel 1943 partecipa al congresso di Verona, che è il congresso costitutivo del Partito Nazionale Fascista, del Partito Repubblicano Fascista, Partito Fascista Repubblicano, scusate, perché diciamo Mussolini nel 1943 viene defenestrato, e quindi in pratica il Partito Nazionale Fascista si ricostituisce con il nome di Partito Fascista Repubblicano, e quindi che darà vita poi dopo anche alla Repubblica Sociale Italiana. E appunto il futuro prefetto di Udine sarà anche ministro della Repubblica Sociale, quindi un personaggio, diciamo, che diventerà famoso in seguito. E quindi anche a Udine vengono occupati gli uffici delle poste, anzi non vengono occupati a Udine, vengono presidiati dall'esterno. Ecco, c'è un po' una differenza, per cui i fascisti si schierano a presidio esterno delle poste, dei telegrafi, della stazione ferroviaria, e permettono ai dipendenti, agli impiegati di proseguire nel loro lavoro. Però a Udine succede un'altra cosa, che il comandante del presidio militare fa schierare gli uomini, i soldati, di fronte ai fascisti che stanno presidiando questi edifici. Per evitare naturalmente scontri, viene convocata una riunione in prefettura, dove anche i fascisti di Udine chiariscono che non era intenzione di provocare disordini, eccetera, per cui in pratica i militari che erano stati schierati di fronte ai fascisti che presidiavano queste sedi pubbliche vengono ritirati. E come era avvenuto a Gorizia, come era avvenuto anche a Trieste, il giorno in cui viene annunciato l'incarico di primo ministro a Mussolini, anche a Udine si tolgono gli assembramenti, i fascisti sfilano per la città, fanno un comizio nella piazza Vittorio Emanuele, e quindi si sciolgono. E la stessa operazione viene fatta anche a Pordenone, quindi in pratica nei principali centri della Venezia Giulia e del Friuli, quindi nel Friuli solo a Udine e a Pordenone, in quanto i fascisti delle altre zone confluiscono o a Pordenone o a Udine, a seconda di quelle che erano state le direttive. Quindi in pratica è un po' la riproposizione di quanto avviene a Gorizia un po' in tutta la regione, proprio perché gli ordini erano stati questi. Aggiungo anche che ne avevamo parlato che circa alcune settimane prima della marcia su Roma erano state commissariate le casse ammalati. Ecco, non l'avevo detto, ma lo stesso intervento, lo stesso giorno, quindi era un intervento coordinato a livello regionale, era avvenuto anche a Trieste, per cui anche a Trieste, contemporaneamente a quello che era avvenuto nel Goriziano, venivano sciolte le casse ammalati, proprio appunto perché era la direttiva quella di sciogliere
tutte le istituzioni che erano state create dalla precedente amministrazione austro-ungarica. Ecco, quindi la marcia su Roma un po' avviene in due modi diversi, quindi marciando materialmente su Roma e occupando nelle principali città italiane i luoghi pubblici più importanti. Non so se sono stato chiaro, fin qui se ci sono dei problemi ditemi, richieste, domande, perché subito dopo la conclusione della marcia su Roma, nel gennaio del 23, quindi il governo Mussolini si costituisce i primi di novembre, quindi 2 mesi dopo, trova soluzione il problema della suddivisione amministrativa dei nuovi territori annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale. A dire il vero era già stato fatto un passo, perché avevamo detto che nel gennaio del 1921 vengono soppresse, diciamo, le vecchie contee austro-ungariche del litorale austriaco e vengono costituite le 3 province, Gorizia, Trieste e Pola. Però diciamo, rimanevano aperte 2 questioni. La prima riguardava la conferma o meno delle autonomie comunali garantite dall'impero austro-ungarico, cioè bisognava decidere se mantenere in piedi quell'organizzazione amministrativa che assegnava ai comuni e anche alle diete provinciali, soprattutto alle diete provinciali, notevoli autonomie, perché come ho detto più volte, la dieta provinciale, ad esempio, aveva capacità legislativa su diverse questioni, quindi agricoltura, finanze, scuola, quindi in pratica asburgico le diete godevano di notevole autonomia. Quindi il problema era quello di mantenere queste diciamo, autonomie amministrative oppure imporre e portare il modello dello Stato accentratore italiano sostanzialmente. E quindi naturalmente prevarrà questa seconda tesi. E la seconda questione, quindi la prima era se mantenere o meno le autonomie, la seconda era quella di come suddividere le province, perché il problema era rappresentato dal fatto che le nuove province avevano portato in Italia praticamente circa 200.000 cittadini di lingua slovena e croata. E l'idea era quella di procedere nella politica di italianizzazione di queste terre, ridisegnando i confini provinciali in modo tale da garantire ad ogni provincia una maggioranza di popolazione di lingua italiana. Il problema più grosso era rappresentato proprio dalla provincia di Gorizia, perché la provincia di Gorizia contava oltre il 60% di popolazione di lingua slovena, quasi il 65%. E quindi su questa questione si comincerà a discutere, proprio perché si comincia a pensare all'ipotesi che per risolvere il problema in maniera drastica la soluzione era quella di sopprimere la provincia di Gorizia e suddividerla fra le altre province in modo tale che non ci fosse più in nessuna provincia una maggioranza di lingua slava o slovena o croata. Su questa ipotesi naturalmente c'erano 2 posizioni. I partiti politici del goriziano, ad eccezione di quello fascista, erano naturalmente favorevoli sia al mantenimento delle autonomie municipali,
ma soprattutto erano formalmente contrari, fermamente contrari alla soppressione della provincia di Gorizia, in quanto ovviamente questo avrebbe comportato diciamo un decadimento della città capoluogo in primo soprattutto. Questa ipotesi invece era fortemente voluta, quella cioè di disgregare la provincia di Gorizia, dai partiti, un po' da quasi tutti i partiti, sia dell'Udinese che del Triestino, proprio perché in questo modo, aggregando una buona parte della provincia di Gorizia alla provincia di Udine, intanto si sarebbe risolto il problema, perché diciamo la maggioranza di lingua slovena della provincia di Gorizia sarebbe diventata una minoranza di lingua nella provincia di Udine, che quella volta comprendeva non solo Udine ma anche Pordenone. E quindi e anche i triestini, diciamo, le forze politiche triestine erano favorevoli, in quanto si pensava proprio di aggregare a Trieste un po' le zone più ricche della provincia di Gorizia, quindi Monfalcone, quindi che già era legato per ragioni economiche con Trieste, quindi Monfalcone con i suoi cantieri, e Grado, quindi con diciamo, un centro che poteva diventare importante per il turismo, eccetera, che lo era già, insomma, no? Su questa questione, a livello goriziano, l'unica frattura che si registra fra i partiti è quella all'interno del partito fascista, perché all'interno del partito fascista si scontreranno su queste questioni le due anime un po', quelle rappresentate diciamo dai fascisti delle vecchie province, quindi quelli venuti dalle altre province italiane, e quelli invece originari del Goriziano. Naturalmente quelli originari del Goriziano erano profondamente contrari allo smembramento della provincia di Gorizia, contrariamente a quelli delle vecchie province, che invece erano completamente favorevoli e anzi puntavano, spingevano affinché il governo appunto varasse questo provvedimento. E questa frattura che si verifica all'interno del partito fascista emerge proprio al congresso, al secondo congresso provinciale del partito fascista, che si tiene il 10 di dicembre del 22, quindi siamo un mese e mezzo dopo la marcia su Roma, si tiene a Gorizia al Teatro Verdi, e lì si scontrano appunto queste due posizioni contrapposte, tanto che il segretario federale, che in quel momento era Italo Heyland, che poi italianizzò il proprio cognome in Ailandi, un anticipo di quello che succederà dopo, propone appunto di esprimere contrarietà a questa ipotesi di smembrare la provincia. Però buona parte dei delegati della zona, chiamiamolo così, friulana, cioè del Gradiscano Cormonese, del Monfalconese e della Bassa Friulana, dove prevalenti erano, diciamo, era la componente fascista, squadrista, quella più legata alle direttive nazionali, anche dove più presenti erano i fascisti delle vecchie province. Bene, questa componente diciamo, si esprime contro l'ipotesi del segretario provinciale, tanto che il congresso provinciale si conclude senza una decisione in materia, proprio perché nessuna delle due componenti riusciva ad avere una netta maggioranza in seno all'Assemblea. Quindi questa situazione si chiarisce il 2 di gennaio del 1923, quando Mussolini stesso comunica o fa comunicare, insomma, al fascio di Gorizia che la decisione del governo era quella di sopprimere la provincia di Gorizia, suddividerla in 3 parti, in buona parte quindi sarebbe passata alla provincia di Udine,
il Monfalconese con Grado e con Postumia sarebbero andati ad ingrossare la provincia di Trieste, e una piccola parte, la piccola parte meridionale della provincia sarebbe stata aggregata alla provincia di Pola. Quindi diciamo, è lo stesso Mussolini che quindi comunica al fascio di Gorizia questa indicazione, questo diciamo, orientamento da parte del governo. Ecco, questa è la cartina, spero che si veda bene, è la cartina che indica la provincia di Gorizia così come viene costituita nel 21, che è, diciamo, che vede l'annessione di diversi territori che prima non facevano parte della contea. Se vi ricordate, la parte a nord, il Tarvisiano, quindi che viene annesso alla provincia di Gorizia, e la zona di Idria e Postumia, che non appartenevano alla provincia di Gorizia, tanto che, eccolo, qui c'è, per rendere un po' l'idea, spero che si veda abbastanza bene, si vedono le dimensioni della prima provincia di Gorizia, della provincia di Gorizia numero 1, quella che viene costituita nel 21, e dell'ultima provincia di Gorizia, diciamo che in ordine di tempo è la terza, il numero 3, che è quella che è stata, come le altre nella nostra regione, soppressa, insomma, no? Quindi era nel 21 era la provincia di Gorizia era più grande di circa 9 volte rispetto alla provincia di Gorizia che abbiamo conosciuto noi. Ecco qua, questi sono due esponenti che forse in parte conosciamo già. Quello a sinistra è Piero Pinausic e quello a destra è Giorgio Bombig. Entrambi vecchi amministratori del comune di Gorizia. Il primo era podestà, Bombig, Pinausic era assessore del comune di Gorizia in periodo austro-ungarico. Attualmente Pinausic ricopriva l'incarico di commissario civile alla provincia di Gorizia. Bombig invece era commissario in comune. Ebbene, di fronte alla notizia, appunto, alla comunicazione di questa intenzione governativa, diciamo, la notizia viene anche diffusa in città, e questi due personaggi, quindi massimi esponenti provenienti dal Partito Liberal Nazionale, erano stati entrambi comunque internati in Austria in quanto considerati appunto nemici in previsione appunto dello scoppio della prima guerra mondiale, quindi si fanno promotori della protesta, quindi vanno dal nuovo prefetto per protestare contro questo ventilato provvedimento ministeriale, e quindi promuovono un comizio pubblico alla ginnastica goriziana, quindi mobilitano un po' la città contro questo provvedimento minacciato dal governo. Viene costituito anche un comitato di agitazione, quindi la città di Gorizia si mobilita contro l'ipotesi della soppressione della provincia. 2 giorni dopo, il 4 gennaio, viene comunicato anche dal governo in forma, diciamo, in quanto non era ancora stato fatto un decreto, quindi non in forma assolutamente ufficiale, vengono rese pubbliche le decisioni che sarebbero state prese dal governo sulla suddivisione della provincia nel modo in cui avevo detto prima io, quindi divisione in 3 della provincia e assegnazione alle altre province della Venezia Giulia.
E Mussolini stesso, di fronte anche alle proteste che stavano crescendo in città, ordina, quindi fa ordinare, quindi adesso in che modo lo abbia fatto direttamente, comunque arrivò da Roma stessa l'ordine ai fasci alla federazione fascista e anche a tutti i fasci della provincia, l'ordine di accettare disciplinatamente le decisioni che avrebbe preso il governo. Che cosa succede? Che la protesta prosegue, viene proclamato uno sciopero generale e anche in questo caso si registra un vero e proprio scontro fra le due componenti del partito fascista, quella favorevole alla soppressione e quella contraria. Per cui in città ci saranno i fascisti che chiederanno o imporranno ai commercianti di chiudere le botteghe e saranno i fascisti che invece imporranno ai commercianti di aprire le botteghe e ci saranno anche scontri in città fra i fascisti delle due opposte fazioni. Allo stesso tempo, in molti dei comuni della provincia di Gorizia, quelli retti ovviamente dal blocco nazionale che non erano stati sciolti, quindi non erano molti quelli che ancora erano in attività, vengono votati degli ordini del giorno dagli stessi consigli comunali a favore della soppressione della provincia di Gorizia. Quindi diciamo che la città di Gorizia si trova, diciamo, da sola a protestare contro questa decisione governativa. Tanto che dopo 4 giorni di manifestazioni, il 6 di gennaio il comitato di agitazione capisce che non c'è altra soluzione e quindi decide di porre fine agli scioperi e alle manifestazioni in città e quindi di accettare quello che il governo avrebbe deciso. E la decisione governativa ufficiale giunge il 18 di gennaio, quando con un decreto legge il governo decreta la nuova suddivisione amministrativa delle nuove province, che però, come potete immaginare, coinvolgeva non solo la Venezia Giulia, ma anche il Friuli. Qui diciamo nella foto si vede una delle manifestazioni che viene fatta in città in quel periodo, appunto ci sono i fascisti che sfilano. Questa è la nuova carta geografica del confine orientale. La provincia di Gorizia non c'è più, quella verde è diventata la provincia di Udine, la provincia, quindi diciamo viene chiamata la provincia del Friuli, in quanto vengono aggregati alcuni territori che insomma venivano considerati come friulani, come la Bassa Friulana e la Destra Isonzo, insomma, che veniva considerata territorio friulano, e quindi la zona verde provincia di Udine, la zona arancione la provincia di Trieste, che si aggrega appunto Grado con Monfalcone e anche con Postumia. Quindi eccolo qui, il nuovo confine orientale è questo, la provincia di Gorizia è sparita, quindi, e questa situazione durerà fino al 27, quando cambieranno le situazioni e verrà ricostituita una nuova provincia di Gorizia che vedrà aumentare in percentuale, più piccola, una provincia di Gorizia più piccola di quella precedente, ma che vedrà aumentare la percentuale di popolazione di lingua slovena. L'ultimo atto che riguarda appunto la provincia di Gorizia, oramai soppressa, vede protagonista ancora una volta
il segretario della federazione fascista di Udine, che nel frattempo era stato, no, ancora non era stato nominato, ma comunque che di lì a poco sarebbe stato nominato prefetto di Udine, quindi Pisenti, ecco di nuovo Pisenti, che praticamente verrà mandato dalla direzione nazionale del partito fascista a Gorizia, quale commissario della federazione fascista goriziana, per cui in pratica destituirà il segretario in carica Eiland, scioglierà il fascio di Gorizia, proprio perché il fascio più indisciplinato, che non aveva rispettato quindi gli ordini di Mussolini, quindi non aveva rispettato la decisione del governo, e quindi i fascisti goriziani saranno costretti a ripresentare domanda di iscrizione al partito, nuova domanda di iscrizione al partito, se volevano rimanere nel partito fascista. Quindi scioglie il fascio, scioglie anche le squadre d'azione e dà vita, nel frattempo, come avevamo detto, viene costituita la milizia, quindi scioglie le varie squadre d'azione e costituisce la legione della milizia, la legione Isonzo, che quindi raggruppava tutte le squadre fasciste che avevano operato fino a quel momento, e naturalmente poteva anche la nuova milizia poteva, diciamo, aggregare anche nuova gente, però la caratteristica doveva essere quella di essere iscritti al partito fascista. E qui vediamo un altro personaggio, in quanto il segretario federale Italo Eiland, che si era espresso contro la soppressione della provincia, viene esautorato dal suo incarico di segretario federale, ma viene esautorato anche dal suo incarico di comandante delle squadre fasciste, e quindi al momento della costituzione della milizia volontaria di sicurezza nazionale non verrà nominato, proprio per queste ragioni, non verrà nominato comandante della milizia, ma al suo posto verrà nominato questo personaggio, Enrico Francisci, anche lui toscano, era il segretario del fascio di Cormons, quindi era un esponente che abitava a Cormons, diventerà anche lui un personaggio importante, proprio perché farà carriera nella milizia fino ad arrivare al grado massimo di generale della milizia, per cui sarà il primo comandante della legione della milizia Isonzo, che appunto prenderà il posto di Eiland, che praticamente viene silurato proprio perché non aveva rispettato le direttive del partito. Anche gli altri fasci locali vengono sciolti, e vengono avviate immediatamente diciamo, le assemblee per la nomina dei nuovi segretari, dei nuovi gruppi dirigenti in tutti i fasci della provincia, con una sola eccezione del fascio di Gorizia, perché il fascio di Gorizia viene appunto sciolto nei primi giorni del dicembre del 23 e riuscirà a costituirsi solo alla fine dell'anno, quindi il 27 di novembre del 23, quando si riuscirà a rimettere ordine all'interno del fascio, verranno riassorbiti molti di quelli che si erano dichiarati contrari alla soppressione della provincia, quindi che avevano disubbidito agli ordini del partito, e verrà nominato segretario del fascio di Gorizia Rodolfo Caprara. Quindi diciamo che questa vicenda praticamente
la questione della provincia di Gorizia avrà forti ripercussioni anche a livello di partito fascista e diciamo la ripresa sarà piuttosto lunga, soprattutto per il fascio di Gorizia, che era quello che si era maggiormente esposto, che aveva protestato di più, tanto che verrà nominato come segretario del fascio, verrà eletto come segretario perché fino a quel momento ancora c'erano le elezioni nei fasci, verrà eletto questo Rodolfo Caprara. Quindi alla fine dell'anno, del 23, praticamente, fra virgolette, si conclude la vicenda della provincia e si conclude anche un po' la crisi del partito fascista goriziano in particolare.